Spending review, ci vogliono i tagli? Certamente sì, ma bisogna tagliare ciò che è superfluo. Siamo molto preoccupati di non vedere da una parte una seria strategia di lotta all'evasione fiscale, la grande evasione fiscale, dall'altra parte una previsione di tagli di 40.000 unità in 2 anni tra le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Noi crediamo che chiudere presidi territoriali di legalità dia la possibilità alla mafia, alla criminalità organizzata di riprendersi il territorio, e non è, credo, questo ciò di cui l'Italia ha bisogno. Tagliamo sì gli F-35 con coraggio, a noi non servono gli F-35, noi non dobbiamo difendere i confini da un nemico che non c'è, ma al contrario abbiamo bisogno di operare sul territorio per garantire la sicurezza ai nostri cittadini. Si fa potenziando le forze dell'ordine e tagliando gli sprechi, gli F-35 e anche le missioni militari all'estero. Noi non siamo un paese che può fare guerra in giro e quindi le missioni militari all'estero vanno ridotte. Con questi fondi sì, potenziamo le forze dell'ordine e facciamo in modo che i cittadini, le nostre città, le nostre strade siano più sicure.